A tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio, è la rubrica La partita della settimana. Come ogni settimana prendiamo una partita che si gioca nel fine settimana di campionato e ne analizziamo una analoga però degli anni passati. Oggi la scelta è ricaduta su Inter-Roma, che è una delle partite più attese di questo fine settimana, e tornando indietro di 31 anni a Inter-Roma della stagione 93-94, che fu una partita e anche un anno particolarissimo per le due squadre, che si giocò più o meno di questo periodo. Adesso quando si gioca questa partita è più o meno intorno al 25 di aprile, intorno alla fine di aprile, e siamo al 23 aprile del 1994. Pensate, si gioca di sabato, una delle poche partite che all'epoca non si giocò di domenica. Capitava a volte che nelle ultime giornate di campionato ci fossero degli anticipi, soprattutto quando le squadre impegnate nelle finali, a volte nelle semifinali di Coppa, chiedevano l'anticipo per avere un giorno in più per preparare le partite. Questo accadeva anche perché negli altri campionati spesso si giocava di sabato, e quindi in generale le squadre straniere avevano di loro un giorno in più di riposo per non avvantaggiare gli avversari. Comunque la Lega Calcio di Serie A acconsentiva a far giocare al sabato le squadre impegnate nelle coppe, e l'Inter il 26 aprile sarebbe andata a giocare l'andata della finale di Coppa UEFA contro il Salisburgo, partita che si giocò a Vienna, che l'Inter vinse 1-0, vincendo poi 1-0 anche la gara di ritorno a San Siro e portandosi a casa la Coppa UEFA in un'annata incredibile che io vi ho raccontato chiamandola, se non sbaglio, l'Inter Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché in campionato rischiò di essere risucchiata in zona retrocessione e in Coppa UEFA fece un percorso praticamente netto, arrivando a vincere il trofeo. Pensate cosa sarebbe successo se l'Inter fosse finita in Serie B e avesse vinto la Coppa UEFA nello stesso anno. Inter-Roma è la 33esima e penultima giornata. Questa partita resta nella memoria di tanti come quella che avrebbe potuto mandare l'Inter in Serie B se fosse successa una determinata cosa. In realtà non è proprio così. Adesso vi spiego che cosa è successo. Come vi ho detto, siamo al 23 aprile del 1994, Inter-Roma, pomeriggio molto caldo, la partita è bella, finisce 2-2. Vi dico, come dicevano alla radio ai miei tempi, la successione delle reti: Giannini per la Roma al 14esimo, pareggio dell'Inter con Fontolan al 22esimo, vantaggio nerazzurro di Berti al 70esimo e definitivo 2-2 della Roma con Cappioli a 10 minuti dalla fine. Qui leggo pareggio annunciato, insomma diciamo che il pareggio più o meno stava bene a tutte e due, ma che succede alla fine? Che la Roma usufruisce di un calcio di rigore e Sinisa Mihajlovic lo sbaglia, e tanti dicono, per chi non sapesse, Mihajlovic ha giocato nella Roma per 2 stagioni. Molti, guardando la classifica finale del campionato, che infatti dice che l'Inter è finita al 13° posto con 31 punti, come la Reggiana, un punto solo sopra il Piacenza finito in Serie B, e molti dicono: se Mihajlovic avesse segnato quel calcio di rigore, l'Inter sarebbe scesa a 30 punti e avrebbe fatto magari lo spareggio per non retrocedere con il Piacenza. La realtà è un po' diversa, perché quel pareggio lì consentì praticamente all'Inter di salvarsi, e fu ininfluente la partita successiva contro l'Atalanta. Se l'Inter avesse perso la partita contro la Roma, la partita di Bergamo comunque sarebbe stata un po' più agevole, perché l'Atalanta era già retrocessa. Insomma, a guardare la classifica è vero, nella realtà quel pareggio lì tranquillizzò comunque i nerazzurri. Inter inizialmente guidata in panchina da Osvaldo Bagnoli e poi sostituito da Giampiero Marini. Inter-Roma 2-2 a fine campionato. Come detto, l'Inter un punto sopra la zona retrocessione, la Roma sempre per un punto finisce fuori dalla zona UEFA, settima a un punto dalla zona UEFA. Quindi diciamo che è una stagione più o meno abbastanza anonima per entrambe in campionato, con la differenza che l'Inter però si porterà a casa la Coppa UEFA. Vi faccio vedere il resoconto, il film di quella partita, di questo comunque scoppiettante Inter-Roma 2-2. Eccolo qui, dove ci sono un po' le immagini dei gol, dove c'è il tabellino, dove qui sotto sul gol di Cappioli c'è scritto: Cappioli sigla il gol di un pareggio annunciato. Insomma,
diciamo che il pareggio, come detto, forse stava bene ad entrambe, annunciato o meno. La partita finisce 2-2 e vi faccio vedere anche la rosa, o comunque i giocatori delle due squadre. Questa è l'Inter 93-94, comunque una squadra di tutto rispetto e che tra l'altro l'anno prima aveva sfiorato la rimonta a scudetto sul Milan, persa proprio a Pasqua nel derby finito 1-1. E vi faccio vedere anche la Roma 93-94, la prima Roma di Mazzone, con Mazzone che finalmente coronava il sogno di allenare la squadra del cuore e della sua città. Questo Inter-Roma 2-2, l'Inter non è in lotta per non retrocedere in questa stagione, tutt'altro. Vedremo come finirà Inter-Roma, vedremo come finirà il campionato e vedremo anche quale partita vi porterò la prossima settimana da analizzare in questa rubrica, la partita della settimana, che mi diverte moltissimo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguite i social, c'è tutto nella descrizione del canale. Io vi aspetto alla prossima, ciao.